Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistra di Cagliari. Vi ricordo che potete seguirmi nelle mie pagine professionali Roberto Puddu Agente Immobiliare, sia Facebook che YouTube. E questo che vi sto facendo vedere alle mie spalle è il nuovo appartamento appena messo in vendita. Siamo a Cagliari, nella zona Ansicora, e siamo all'interno di un super condominio di 2 edifici e qua siamo al piano rialzato. Questo è il portoncino d'ingresso, estremamente particolare perché abbiamo un primo bussolotto con porta scorrevole, sta un po' effetto Giappone, e da questa parte, una volta che entrate, una delle particolarità è esattamente un armadio a muro dove potete riporre cappotti, giubbotti e il borsello come ho fatto io. In realtà, una volta aperta la porta scorrevole, siete all'interno dell'ampia zona giorno. Abbiamo un ampio soggiorno con un cucinotto esattamente da questa parte, nella veranda lunga, chiusa e sanata. Abbiamo tanti metri quadri a disposizione, tavolo e zona relax, con una ristrutturazione parziale che in questo caso appunto ha visto la pavimentazione e tutta la controsoffittatura sia di questo vano sia della cameretta. Come vedete abbiamo un doppio affaccio finestrato, tra l'altro è un piano rialzato, ma da questa parte abbiamo esattamente un'altezza come se fossimo al primo piano, dato che l'ingresso condominiale è esattamente qua sotto. Vi faccio vedere gli spazi. Da questa parte abbiamo la zona notte che vedremo tra poco, che si divide in 2 camere, una di taglio matrimoniale e 2 bagni, ok? 2 bagni, tutti e 2 ad areazione rinforzata, più un ripostiglio. Vediamo da questa parte il discorso legato appunto alla cucina. Abbiamo una cucina angolare ampiamente finestrata. Da questa parte, se avete anche voglia di mangiarvi qualche frutta, sicuramente potete farlo in visita. E qua veranda lunga, ripeto, sanata tutta quanta, e da questa parte appunto sempre chiusa da vetrate. E qui abbiamo invece la parte delle verande che vedremo anche dalla parte interna, che si affaccia direttamente sulle camere della zona notte. E infatti da questa parte abbiamo la camera matrimoniale con infissi che sono nuovi a taglio termico, sia della camera matrimoniale sia qua in fondo della cameretta. Il posto auto è esattamente qua sotto il balcone, e l'accesso, come potete vedere, è fronte strada. Non è così impattante perché non siamo esattamente fronte strada, ma è un attimino un po' più riservato all'interno di un super condominio di 2 edifici. Entriamo all'interno e vediamo la zona notte. Qui abbiamo la caldaia a gas. Nel ripercorrere l'appartamento al contrario, vi voglio far vedere un attimino un'altra panoramica dell'ampia zona soggiorno. E di qua abbiamo un ripostiglio, porta al libro, molto utile sicuramente per tutte le necessità da ripostiglio. Da questa parte porta a vetri ci conduce in un bussolotto così suddiviso. Da questa parte abbiamo il secondo bagno, cameretta, e da questa parte, ve la faccio vedere subito, abbiamo il bagno di fronte, bagno con vasca, sanitari WC, bidet e lavello, e da questa parte la camera matrimoniale. È termoriscaldato dai condizionatori, sono nuovi e sono posizionati in tutti i vani. Camera matrimoniale, soggiorno e cameretta. Sono Daikin. Da questa parte, come vi dicevo, porta in PVC, porta finestra in PVC che ci conduce alla veranda aperta, e da questa parte una finestra che chiaramente conduce alla veranda chiusa, ma abbiamo i doppi vetri della veranda stessa. Andiamo da questa parte nella cameretta. Altra cameretta, vi devo indicare qualche particolarità, intanto che abbiamo la controsoffittatura che illumina in maniera particolare la cameretta. Stiamo parlando di più di 9 metri quadri, tenendo presente che questa struttura in muratura che voi vedete come armadio muro sparirà esattamente lasciando
lasciando in una forma rettangolare tutta la cameretta. Quindi questo che vedete a cura e spese del venditore, quindi dovete immaginarvela esattamente rettangolare. Stesso discorso, porta finestra sostituita anche qua a taglio termico in PVC con la zanzariera. Altro ambiente, l'ultimo ambiente è il secondo bagno, utilissimo soprattutto se avete una moglie che vuole il suo bagno e il marito l'altro, oppure se avete più figli o più figlie. Bagno ad elezione forzata con zona lavanderia, necessario WC e lavello. Da questa parte ritorniamo sul soggiorno per ricapitolare il tutto. Siamo a Cagliari, siamo esattamente vicino alla zona Ansicora e questa che vi abbiamo presentato è un appartamento al piano rialzato con posto auto, composto da soggiorno, la zona dedicata al cucinotto, una veranda chiusa e sanata, una veranda aperta, 2 camere, una delle quali matrimoniali, il bagno e il doppio servizio più un ripostiglio. Il prezzo potrebbe essere interessante, visitate pure le mie pagine professionali, Roberto Puddu Agente Immobiliare, sia YouTube che su Facebook, perché potrebbe essere il prossimo vostro immobile, ricordandovi che posso vendere anche la tua.